Buongiorno, dottor Fomisano, come sta? Buongiorno, bene, grazie per i complimenti, grazie per il collegamento. Credo che tale, ecco, come dire, tale afflato, ecco, verso il pragmatismo fosse cercato e figlio anche di questi tempi, no? Sì, come ho spiegato in conferenza stampa, questo brutto periodo ci ha insegnato a guardare con più attenzione diciamo, alle cose veramente importanti e sappiamo che tra le cose veramente importanti c'è il pianeta sul quale viviamo, insomma sembra quasi banale dirlo ma spesso ce ne dimentichiamo e quindi in una logica che io diciamo, porto avanti da tempo, cioè che chi ha più visibilità come i calciatori, come un allenatore, come una scuola di calcio ha un dovere, ha una responsabilità che è quella di accendere dei riflettori su dei temi importanti. In questa logica quest'anno ci siamo dedicati quindi a ricordare che c'è solo un pianeta, il calendario che esce in edicola è pieno di claim, il claim principale è riscaldiamo i muscoli, non il clima, ma fondamentalmente abbiamo solo un pianeta, quindi dobbiamo trattarlo bene, non possiamo prenderlo a calci, insomma. Questo è un aspetto che va sottolineato, non lo sottolineiamo mai abbastanza, come forse non sottolineiamo mai abbastanza anche tanti altri aspetti di quelli che sono magari non come dire, attinenti al campo. Diciamo, in questo caso non parliamo di un pallone che rotola, ma parliamo di energie, di forze che vengono messe in campo. Per esempio, il discorso, dottore, sull'implementazione, no? Sull'ampliamento del marchio del Napoli. C'è il discorso legato alle maglie che credo sia stato molto positivo, poi dottore ci confermerà lei, ecco quali sono i risultati su quella che è stata una politica ben precisa del Napoli di lanciare delle maglie celebrative. Tra l'altro sapevo che era in programma una per Natale e invece voce di corridoio non abbiamo visto, però potrebbe esserci una chicca per San Valentino, vero dottore? Sì, quest'anno noi abbiamo fatto una virata importante, direi storica rispetto al mondo del calcio, nel senso che noi non abbiamo più uno sponsor tecnico, cioè non abbiamo più un'azienda che produce dei materiali, che li vende per conto proprio, che ci fa una fornitura, ma noi abbiamo internamente portato tutto il processo, abbiamo internalizzato quindi il design che è realizzato in collaborazione con Giorgio Armani, abbiamo portato all'interno i processi produttivi, ovviamente con dei siti produttivi che sono per motivi di opportunità sia in Italia che in Turchia che in Oriente, in Estremo Oriente, e abbiamo portato in casa i processi distributivi, quindi sostanzialmente siamo noi a vendere ai consumatori, siamo noi a vendere ai negozianti. Questa attività è un'attività che chiaramente ha richiesto molto tempo, competenze, conoscenze e sacrifici ovviamente. Infatti io in tal senso ringrazio sempre diciamo, il nostro team, i nostri collaboratori che hanno fatto degli sforzi diciamo, oltre la normalità per far sì che tutto fosse possibile. Assolutamente sì, anzi io poi mi accodo anche ai complimenti per anche la crescita esponenziale che sta vedendo protagonista il brand Napoli, anche con l'affiancamento di marchi appunto internazionali molto importanti, uno su tutti quello di Socios. Ecco, ha destato molta curiosità, dottore, proprio questa iniziativa del Napoli, tra l'altro ha riscontrato anche un grandissimo successo quando tra l'altro proprio da Socios sono stati messi tra virgolette in vendita quelli che sono i famigerati fan token. Ci può spiegare a questo punto quali sono le prossime iniziative, proprio tramite anche Socios, che potrebbero vedere protagonisti i tifosi del Napoli? Anche dal punto di vista, che ne so, decisionale, perché il presidente De Laurentiis nelle scorse interviste ha parlato anche magari dell'idea di modificare il logo. Una piccola anticipazione, se dottore, si potrà aprire qualche contest, qualcosa, ecco, con i tifosi. Ma diciamo che c'è sempre tanto lavoro, io dico sempre che chi vuole viene nel mio ufficio, c'è un cassetto con un taccuino pieno di appunti, di idee, di cose che negli anni abbiamo fatto, altre che non abbiamo avuto possibilità di fare, altre che vorremmo fare, quindi diciamo la fabbrica delle idee, se mi consentite questa battuta, è sempre aperta. E, diciamo che noi lavoriamo in tante direzioni. Il mercato si innova tecnologicamente e quindi lavoriamo
in quella direzione. Lavoriamo anche e soprattutto diciamo, nell'utilizzo di strumenti moderni, noi ci avvaliamo continuamente di nuove risorse, abbiamo di recente assunto diciamo, nuove risorse, giovani laureati dalla facoltà di ingegneria, dalla facoltà di economia, e quindi diciamo, cerchiamo di portare sempre l'infa vitale, e questo ci consente un confronto costante, serrato, produttivo e costruttivo, insomma, quindi senza entrare diciamo, nel dettaglio di un singolo progetto, ce ne sono tantissimi allo studio e sono tantissime le novità che presenteremo nella prossima stagione. Però il cambio del marchio, dottore, ha stuzzicato molto i tifosi. Ha stuzzicato molto, quindi già dire è possibile o no vedere davvero il marchio del Napoli che cambi già è qualcosa. Questo non lo posso dire, questo lo lascio al Presidente ovviamente. Ok, quindi per ora non ci sbilanciamo. Tra l'altro, dottore, ci salutano anche i nostri amici Fuse Gamer, che chiaramente conoscete molto bene anche voi, insomma, quindi anzi speriamo ecco, che nel futuro tramite questa convergenza, no, di mezzi di comunicazione, internet, le dirette, si possa avere una espressione ancora più capillare di quello che è il marchio Napoli, come quello della serie TV, no, dottore? Perché anche questo, no? La serie TV sul Napoli iniziativa. ci ha incuriosito tanto. Possiamo dire qualcosa su questo? Beh, anche qui parliamo di un dominio che è totalmente diciamo, del Presidente. Il Presidente ha fatto degli annunci, insomma lascerò a lui assolutamente diciamo, la possibilità di parlarne. Insomma, ripeto, diciamo, nella fabbrica delle idee non siamo mai fermi, quindi diciamo, i nostri tifosi devono sapere che noi abbiamo un grande rispetto per il commitment che loro ci fanno, perché per noi loro sono diciamo, la linfa vitale per avere sempre questa voglia e questa creatività del fare. Insomma. Tra l'altro io, se mi consentite di ritornare un attimo sul calendario, quello che ci tengo a dire sono due cose importanti. Uno, l'abbiamo detto, è appunto il tema diciamo, della responsabilità sociale, che in questo caso è una responsabilità climatica. Però le altre due cose che ci tengo a sottolineare importanti sono la coerenza del calendario in questi 15 anni. Noi siamo alla 15ª edizione, noi abbiamo sempre raccontato il territorio e anche in questa occasione non abbiamo voluto disegnare diciamo, scenari apocalittici, abbiamo voluto evocare le cose belle che ci sono e che ci circondano, e quindi in una sorta di spot alla Regione Campania. Le 14 pagine del calendario raccontano dei luoghi di natura ancora incontaminata che noi abbiamo intorno a noi stessi, dalla piana del Matese all'isola di Capri, dalla baia di Jeranto a Punta Campanella, alla Valle delle Ferriere, diciamo a ridosso di Amalfi, di Ravello e di Scala. Abbiamo scoperto, anche grazie a Diego Sant'Angelo che è il nostro fotografo, abbiamo scoperto luoghi meravigliosi che sono ancora perfettamente intatti, quindi questa è una cosa importante, cioè il calendario ci aiuta a ritrovare luoghi meravigliosi che ci sono intorno e quindi ad evocare il concetto di preservarli. Effettivamente siamo messi proprio male qui intorno, effettivamente. Sì, c'è il sentiero di siamo sfortunati, mettiamola così. Meravigliosi, sì. C'è il Cilento, c'è il Taburno, insomma abbiamo rappresentato veramente la campagna in tutta la sua bellezza. Probabilmente abbiamo dimenticato qualcosa, ce ne scuseranno diciamo, le persone che vivono quei territori. L'altra cosa importante, io l'ho sottolineato molto ieri in conferenza stampa, dico, noi qualche volta diciamo, dimentichiamo di fare sistema, no? Dimentichiamo che siamo tutti uniti una grande forza. Ora, questo calendario, al netto di quello che è la distribuzione commerciale, al netto di quello che è il prezzo, al netto di quelli che sono i ricavi, è un modo che il Napoli ha negli anni di creare contenuti di valore che sono unici in Italia, perché nel mondo del calcio italiano, della massima serie italiana, non ci sono contenuti simili. Quindi io dico, è un modo per metterci in mostra, è un modo per distinguerci, è un modo per differenziarci. Mi piace l'idea che appunto il Napoli sia in questo un motore, un driver di cose di qualità. E quindi quando voi, che siete importanti stakeholder della comunicazione, lo mettete in evidenza, la cosa ci fa sempre molto piacere, perché è il territorio che ne viene fuori, non solo l'individuo calcio Napoli, ecco.
Assolutamente sì. Tra l'altro abbiamo visto anche un Luciano Spalletti divertito e soprattutto molto molto partecipe di questa iniziativa. Anche lui uomo di comunicazione. Esatto, un uomo di grandissima comunicazione. Dottore, le rubo personalmente un'ultima domanda, perché ovviamente si è toccato questo tema importantissimo, ce n'è un altro con il quale purtroppo stiamo convivendo negli ultimi 2 anni, quello relativo al Covid-19. Abbiamo visto fortunatamente tornare gente allo stadio. I dati però di crescita purtroppo ancora una volta del contagio stanno facendo riflettere anche quello che è il governo dal punto di vista dei metodi di accesso che potrebbero poi avvenire da gennaio in poi. Nonostante il vaccino, si pensa e si parla di eventualmente introdurre anche l'obbligo di tampone per rientrare allo stadio in quelli che saranno poi gli impegni di gennaio. È che il Napoli in tal senso sta studiando anche qualcosa dal punto di vista proprio, non dico del marketing, ma dell'incentivare proprio la tifoseria qualora dovesse passare questo decreto governativo. Noi siamo, tra virgolette, nel senso positivo del termine, alla finestra, nel senso che le limitazioni che potrebbero esserci, ci auguriamo, possono essere scongiurate da un comportamento giudizioso da parte di tutti noi, potrebbero chiaramente limitare la capienza, potrebbero limitare gli accessi. Se questo non avverrà, stiamo valutando delle possibili operazioni di incentivo. Già oggi, lo ricordo, noi abbiamo comunque un'attività in essere con l'ufficio regionale scolastico che dà la possibilità a tutte le scuole con bambini dai 5 fino ai 14 anni di venire allo stadio a un prezzo simbolico di 2 euro con gli insegnanti che hanno un biglietto omaggio. Abbiamo delle iniziative con tutte le scuole calcio della Campania, che sono centinaia, che hanno la possibilità di portare i ragazzi a un prezzo simbolico di 3 euro. Stiamo mettendo a punto con le università della Campania, quindi tutte, nessuna esclusa, una convenzione anche in questo caso che favorisca gli studenti. Quindi stiamo dando la possibilità a tutti veramente di venire allo stadio, anche magari non per tutte le partite, anche magari per un'esperienza di una giornata in cui l'orario è più comodo se si ha i bambini o in cui si ha voglia di vivere l'esperienza del calcio, quella calda, quella dello stadio, quella emozionante. Assolutamente sì. Stadio, mi viene in mente ovviamente una sola parola, Maradona. Il Napoli, tra l'altro, ancora una volta non fortunatissimo nei sorteggi, ci sarà il Barcellona, tra l'altro poi a cavallo del doppio impegno in Europa League. Si sta pensando qualcosa anche insieme al club catalano, per ricordare Diego? Sì, ripeto, tutto è condizionato chiaramente da quello che accadrà. Insomma, anche il Barcellona potrebbe, anche la gara col Barcellona potrebbe entrare tra le valutazioni che stiamo facendo. Insomma, auguriamoci, ripeto, che nei prossimi giorni il governo non ci dia delle chiusure, ma insomma, che ci dia l'opportunità di continuare ad avere i nostri tifosi allo stadio, tanti. L'innesto di Tommaso Bianchini, dottore, al posto di una figura che comunque è stata molto importante come quella di Serena Salvione? Sì, Tommaso è un professionista che lavora da tempo nel calcio, si occuperà di sviluppare i mercati esteri, quindi di portare avanti il percorso portato avanti da Serena, e chiaramente il Napoli ha decine di milioni di fan, decine di milioni di persone che vedono nel Napoli la squadra del cuore o la squadra del territorio di appartenenza, e quindi il mercato straniero, quello fuori dall'Italia, è un mercato molto molto importante. Ovviamente i risultati in classifica ci danno la possibilità di avere nei palinsesti internazionali sempre più spazio, e quindi fa piacere che appunto l'azienda continui a crescere in termini di struttura. Tra l'altro, dottore, potremmo vedere il Napoli in un certo qual modo anche agli Oscar, perché ho visto che è stata la mano di Dio, è già rientrata in quello che potrebbe essere l'ambito degli Oscar, quindi ecco, come dire, si può avere anche un ulteriore slancio, una statuetta, ecco, magari derelata. Sarebbe Di Paolo Sorrentino. Assolutamente sì, però ecco, quel film è sulla vita, è sul Napoli, e però è anche ovviamente sul Napoli. Grazie dottore per essere stato oggi con noi. Grazie a voi. Buona giornata. Buon Natale. Buon Natale, dottore. Buon Natale al Head of Operation della Società Sportiva Calcio Napoli. Ci ha dedicato un importante spazio, ovviamente per il quale andiamo a ringraziarlo enormemente.